Lo Vierzin che sta appuntamento in Ignovis dal mondo dall'Argentina al prin di lui dal 1951 al Vignive fondati il Centri Furlan di Santa Fe, Doiains, Princan, Ses, Lent, Friul, Talmont. Domenica passata è stata festeggiata la ricorince dalla nascita dal Fogolar, guidata in DDW di Susanna Persello. Adunque la 13ª edizione dalla Fieste della Polente. La giornata è stata animata dai chians e dal cor dal Centri Furlan. La di prima è ieri stata celebrata una messe per ricordare i muarsi, in particolare i soci fondadors che ai 5 di lui dal 1953 e hanno tutti la prima piere dalla sede dalla chiesa dal Friul. E dall'Argentina tornin in Europa, per la precisione in Lussemburgo, dove è stata tornata a Vierzi in maniera ufficiale il Fogolar Furlan. A tagliare la curdela sono stati il presidente dell'Ente Friul Talmont Loris Basso e il duce dal Ducato dei Vins Furlans Sandro Salvin, che l'ha nominato l'attuale presidente dal Fogolar Stefano Milani, conte di Lussemburgo dal Ducato dai Vins. E dal Lussemburgo si sposta in Cumò a Udindulà che Michael Tibollo, ministri della salute mentale e dagli dipendencis dall'Ontario, si è chiatato col vice sindaco Alessandro Venanzi e l'assessore al sport Chiara Dazzan. Al centro della riunione Lisbuinis Pratichis ad les dos amministrazioni sulla salute e la prevenzione dal disagi social, ma si menta i giovani. All'inquintria sono stati ricordati lis lidris furlanis di tanti dissidenti italiani che sono stati come in Canada, un 300.000 dome in Ontario. Si è battuto sulla volontà di Tigny i leams culturali e linguistici entre le due comunità, promovendo scambi sesticante il studi dagli linguis di contatto dalle due culture. E anche per Usgnot, per nuovi sale dut, si torna domani sera sempre a Nuf, Mancul Vincio. Buona serata a tutti e mandi.